C'era una volta una bambina di nome Gertrude. Viveva nella terra di Sassonia e, fin da piccola, mostrava un animo profondo e misterioso. Appena a 5 anni fu accolta in un monastero cistercense chiamato Helfta, un luogo che sembrava nascosto dal mondo e che custodiva segreti di fede e preghiera. Qui Gertrude trovò maestre che la guidavano con dolcezza e saggezza, insegnandole a conoscere la bellezza della preghiera e il silenzio dell'anima. Tra tutte, la sua maestra era una donna di grande spirito e bontà, che vedeva in Gertrude una luce speciale, come se Dio stesso avesse acceso nel suo cuore una piccola fiamma d'amore eterno. Crescendo, Gertrude si immerse nello studio, perdendosi nei libri e nei testi sacri, come se la sua anima cercasse risposte in ogni parola, in ogni preghiera. La sua mente era acuta e il suo cuore forte. La lingua latina e le scritture sacre divennero i suoi compagni. Ma, in fondo al cuore, Gertrude sentiva un'ombra, una solitudine che non riusciva a colmare. Un giorno, durante l'Avvento, mentre tutto intorno si preparava a celebrare la venuta di Gesù, Gertrude si sentì persa, quasi spezzata, come se la sua anima avesse bisogno di qualcosa che i libri non potevano dare. Fu in quel momento che Dio la chiamò. In una visione vide una figura luminosa, sentì una voce dolce e rassicurante che le diceva: «Presto verrà la tua salvezza». Quella visione scese su di lei come una pioggia di pace e conforto. Sentì la mano divina stringere la sua, come a volerle dire che non sarebbe mai più stata sola. Dio stesso l'accolse, aprendo il suo cuore alla luce e all'amore divino. Da quel giorno Gertrude sentì che la sua vita non sarebbe stata più la stessa. Ogni preghiera, ogni canto, ogni momento di silenzio nel monastero diventava per lei una nuova occasione per avvicinarsi a Dio. Un giorno, mentre cantava l'Ave Maria insieme alle sue sorelle, ebbe una visione di bellezza indescrivibile. Dal cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vidi 3 fiumi di luce che scendevano nel cuore di Maria e risalivano alla loro sorgente. Capì, allora, che ogni volta che un'anima recita quella preghiera con devozione, si sprigionano grazie celesti che illuminano tutti gli angeli e santi. Ma ciò che Dio donò a Gertrude fu ancora più grande. La portò nel mistero del suo cuore, come se volesse rivelarle il segreto più intimo del suo amore. In uno dei suoi sogni, Gesù le disse: «Questo libro che stai scrivendo è mio e lo tengo impresso nel mio cuore. Ogni parola è intrisa della mia divinità e chiunque lo leggerà con umiltà e devozione troverà conforto e pace per la sua anima». Così Gertrude scrisse e con ogni parola donò al mondo una finestra sull'amore infinito di Dio. Arrivò un giorno speciale, quando, in una visione, Gesù le disse che presto sarebbe tornata a lui. Nel silenzio del monastero, il suo cuore si preparò a quel momento con dolcezza, sapendo che la sua anima sarebbe stata accolta come sposa dal suo Creatore. Morì con un sorriso lieve, come chi ha trovato il tesoro più grande e non ha più nulla da desiderare. Ancora oggi la sua storia continua a ispirare chi cerca Dio nel proprio cuore, chi desidera trovare nel cuore di Gesù un rifugio sicuro. E ogni volta che qualcuno recita un'Ave Maria con devozione, quella luce che scorse davanti a Gertrude si riaccende, spargendo grazia e pace su tutta la terra.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.